Oggi andremo a preparare i cartocci siciliani con la ricotta, quindi rimanete con me che iniziamo subito a prepararli. Prima di iniziare, come sempre vi ricordo che se non siete iscritti al canale potete farlo adesso, schiacciate il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso possiamo iniziare. Come prima cosa prendiamo 500 g di farina 00 e la versiamo all'interno di una terrina. Dopodiché aggiungiamo 50 g di zucchero e 50 g di strutto. Aggiungiamo anche una bustina di vanillina. Andiamo a prendere 4 g di lievito di birra disidratato e lo andiamo a sciogliere in 250 ml di latte tiepido. E lo andiamo a versare a poco. Nel frattempo andiamo ad impastare. Quando l'impasto si sarà compattato, lo andiamo a trasferire sul banco di lavoro e terminiamo di impastare. Prima di terminare di impastare, andiamo ad aggiungere il pizzico di sale. E adesso possiamo portare a chiusura l'impasto. Una volta ottenuto un panetto liscio e compatto, lo andiamo a riporre di nuovo all'interno della terrina, dove lo lasceremo riposare fino al suo raddoppio, mettendo la pellicola trasparente sulla superficie. Nel frattempo che aspettiamo che il nostro impasto lieviti, andiamo a preparare la farcia. In una ciotola andiamo ad inserire 400 g di ricotta di pecora ben scolata. Aggiungiamo poi 180 g di zucchero a velo e infine 60 g di gocce di cioccolato fondente. Servendoci poi di una marisa, andiamo a mescolare il tutto. Quando tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati, possiamo prendere il nostro composto, lo riponiamo in frigorifero, dove dovrà restare fino al momento dell'utilizzo. Una volta lievitato lo trasferiamo sul banco di lavoro e lo tagliamo a pezzettini di 80 g ciascuno. Andiamo a creare delle strisce di pasta. A questo punto ci occorrerà un cilindro per cannoli siciliani come questo. Avvolgiamo l'impasto intorno al cilindro. In questo modo e lo mettiamo in una leccarda a lievitare nuovamente. Ripetiamo l'operazione per tutti gli altri. Una volta lievitati siamo pronti per friggerli. Quando l'olio sarà ben caldo possiamo buttare giù i nostri cartocci. Pochi minuti per lato e possiamo scolare i nostri cartocci. Li mettiamo in un vassoio con della carta assorbente, dopodiché li passeremo nello zucchero semolato. Mentre sono ancora caldi, togliamo il cilindro e li andiamo a passare subito nello zucchero semolato. E li trasferiamo in un vassoio. Adesso andiamo a riprendere la ricotta e andiamo a riempire una sacca a poche. E andiamo a riempire i cartocci. Ecco qua, il primo fatto. E anche questo è pronto e servito!
Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.